Attenzione! Finalmente sappiamo data, ora e luogo di dove si terranno le serate finali. Sì, avete capito bene, serate! Saranno ben 2 quest'anno le serate finali di Miss e Mister Topolini. Non potevamo che raddoppiare e dividere in 2 la serata finale, anche perché avremo talmente tante cose da mettere dentro che la serata finirebbe alle 3 di mattina. E quindi venerdì 26 agosto dalle 21 sulle rive Nazario Sauro la prima serata di Miss Topolini. Una serata dedicata però più ai mister che alle miss. Infatti faremo la grande finale di Mister Topolini, tutti i mister in passerella che sfileranno in tutta la loro bellezza. Una super serata per noi donnine! Ma non mancheranno sfilate ed esibizioni delle 16 finaliste. Ovviamente tutta la serata sarà piena di ospiti, balletti, esibizioni e molto altro per un grande spettacolo di moda e bellezza. Moda e bellezza! Oggi ci troviamo a Udine e siamo qua per intervistare Valentina, una delle nostre finaliste. Ciao Valentina, come va? Ciao a tutti, tutto bene, tranne il tempo che è un po' grigio, però si sta bene comunque. Bene, allora partiamo subito con domani è il grande giorno. Come ti senti? Sei preoccupata? Sì, tantissimo, agitata, spero che vada bene, in bocca al lupo a tutte quante. Oh, che leale, ci piace, benissimo. Iniziamo un po' a conoscerti. Che cosa fai? Che cosa studi? Allora, io studio all'Istituto Tecnico Lingue, le lingue che studio sono inglese, tedesco e spagnolo. Sono al 3° anno, che naturalmente ho finito, quindi adesso sono in vacanza e mi sto godendo le mie vacanze. Benissimo. E tra le lingue che studi ce n'è qualcuna? Qual è la tua preferita? Naturalmente l'inglese, infatti mi piacerebbe andare in America più avanti. Ma sei già riuscita a fare qualche vacanza studio all'estero, come magari si prova a fare in questi anni? Non ancora, perché ogni volta ho degli impegni quando ci sono le vacanze studio, quindi non ce l'ho ancora fatta. Non riesci ancora a coniugare il tutto? Vabbè, te lo auguriamo il prossimo anno senz'altro, o almeno il prima possibile. Oltre allo studio, nel tuo tempo libero o comunque nella tua vita cosa fai? Allora, mi piace tanto cucinare. Ah dai, ci piace questa cosa? Quindi, ma studi o così di diletto impari dalla mamma magari? Imparo dalla mamma, diciamo, perché cucina anche molto bene, anche se è una cucina molto, diciamo, pesante, perché è ricca di burro. Sai già fare qualche piatto in particolare? Ce n'è uno che ti viene meglio o quello che vorresti cucinare sempre? Ma in particolare i dolci, il mio preferito è il tiramisù, quindi quello è il mio dolce preferito che mi viene meglio. E vediamo, li fai con gli savoiardi o con i pavesini? Con i pavesini. Benissimo, quindi beh, speriamo anche di assaggiare qualcosa fatta con le tue mani. E oltre alla cucina c'è qualcos'altro che ti piace fare o che sai fare? Sono una sportiva fin da quando avevo 3 anni, adesso faccio macumba, che è una specie di aerobica latinoamericana che pratico da 1 anno ed è uno sport molto, diciamo, faticoso, che però modella il fisico, per fortuna. Che infatti notiamo, e forse sarà anche merito di questo che sei arrivata in finale. E con questo nuovo sport hai già fatto qualche esibizione? Avete esibizioni da fare? Sì, abbiamo tante esibizioni quest'estate a Lignano Sabbiadoro, al Beach Village, ma anche a Lignano Pineta, quindi molto impegnati. Esatto. E prima di fare macumba, che altri sport facevi? Ho fatto nuoto, d'inverno scio, mi piace tantissimo sciare anche di notte. Ma anche gareggi? No, non gareggio, è una cosa che facevo da piccola quando facevo il corso di sci, però niente di importante. Poi ho fatto pattinaggio, danza classica, ho provato anche altri sport tipo cavallo, arco. Mi piacciono tanti sport, ma non ho molto tempo per praticarli tutti, quindi devo sceglierne uno solo. Bene, il prossimo anno continuerai macumba, presumo? Naturalmente. Bene. Allora passiamo a conoscere qualcuno che è venuto qua con te per raccontare ovviamente qualcosa su di te. La prima persona che troviamo è presente. Sono Elisa e ho 16 anni, abito a Carlino in provincia di Udine e frequento l'Istituto Tecnico Antonio Zanon, sono in classe con Valentina, quindi anche io studio inglese, tedesco e spagnolo e sono dolce, allegra e un po' testarda e conosco Valentina dal 2° anno
e ci siamo conosciute perché siamo in classe insieme e da subito abbiamo avuto una grande affinità e l'ho sempre trovata un'amica leale, una grande stima nei suoi confronti. Beh, direi che come presentazione iniziale va molto bene come amicizia. Quindi dicevi che siete amiche dal secondo anno, come mai non dal primo, se fate la stessa scuola? Perché eravamo in 2 classi differenti, solamente che nel secondo anno le 2 classi si sono unite e da quel momento lì abbiamo passato molti momenti insieme, abbiamo passato le vacanze estive, sia l'anno scorso sia quest'anno, in particolare quest'anno, e siamo andate a Lignano 2 settimane insieme in appartamento con degli altri amici, ci siamo divertite molto, siamo anche andate a Gardaland e abbiamo fatto una giornata lì, è stato molto divertente. Quindi tantissimi episodi divertenti insieme, tanti ricordi da poter raccontare, bello. E invece l'anno scorso, che dicevi che avete fatto sempre le vacanze insieme, dove siete state? Però l'anno scorso eravamo un po' più piccole, prendevamo le giornate, facevamo la giornata su a Lignano, magari le serate, quest'anno invece è andata meglio. Insomma. Bello, molto molto bene. Qualche aggettivo, anzi, prima di tutto un difetto di Valentina. Concentrati tantissimo, sono sicura che riesci a trovarne uno, anche se sarà difficile nonostante l'amicizia. L'obiettivo che adesso sono riuscita a trovare è un po' testarda, ma credo che spesso sia positivo perché la rende molto più determinata. Infatti è molto determinata anche su questo concorso e sono convinta che ha delle buonissime possibilità. Quindi si capisce che sei contenta che si sia iscritta. Assolutamente. L'hai spinta tu? Sì. No, e lei me ne ha parlato, ma ne sono stata subito contenta perché credo sia decisamente all'altezza. Riuscirai a venire a vedere alla finale? Certo, farò il possibile per esserci. Bene, allora sappiamo già che il tuo è il primo voto che Valentina ha. Benissimo, ti ringraziamo tanto. Mr. Worldwide, T-Pain. E ora conosciamo anche la mamma di Valentina e chiediamole come mai prima gesticolava. Beh, le mamme di solito vogliono sempre un po' intervenire, no? Vogliono esprimere e dire la loro, no? Perché sì, vogliono aggiungere sempre qualcosa. E allora le facciamo subito aggiungere qualcosa chiedendole: è contenta che sua figlia si sia iscritta a Miss Topolini e che sia riuscita ad arrivare perfino in finale? Sono contenta, sono soddisfatta anche perché corro in giro dappertutto a portarla dovunque. Infatti apprezziamo tantissimo questo genitore così prodigo a portare in giro. E anche perché trovo che sia un'esperienza in più, che comunque è matura, che comunque insegna tante cose, ecco. Perfetto. Se le dovessi chiedere un aggettivo o anche qualcuno in più per descrivere sua figlia, i primi che le vengono in mente quali sono? I primi che mi vengono in mente è sicuramente testarda, perché qualsiasi cosa gli si dica poi lei dice sì e fa di testa sua comunque, e quindi quella è una caratteristica sua. È difficile farle capire qualcosa, le piace fare di testa sua. Domani c'è la finale, vi vedremo ovviamente tra i tifosi. Ma assolutamente sì. Altrimenti chi la porta? Esatto, fra l'altro, altrimenti chi la porta? Non ha ancora la patente, la devo portare io. Bene. Un in bocca al lupo da fare a Valentina ovviamente per domani? Un in bocca al lupo, insomma, c'è poco da dire, è bellissima, l'ho costruita io, per cui non ci sono problemi. Ne va molto fiera. Ne vado molto fiera. Ha tutti i diritti. Grazie. Complimentoni. Bene, un saluto allora Valentina. Un saluto e in bocca al lupo Valentina. Tell me why you want love, why my love, tell me why you want love. Eccoci qua con Valentina, conosciamo ancora qualcos'altro riguardo a te. Hai detto che studi, hai detto che pratichi la macumba, qualcos'altro? Sì, sto studiando la patente e spero di prenderla così mia mamma sarà più libera. Beh, direi che è sempre bello essere autonomi. Assolutamente sì, anche soprattutto la sera o in estate come adesso che si vuole uscire sempre. Hai già fatto l'orale, ti manca la pratica o hai appena iniziato? Ho appena iniziato, anzi una volta ho già rimandato l'esame perché non mi sentivo pronta, però alla fine di agosto, cioè in questi giorni, praticamente ho l'esame, quindi oltre a questo concorso devo impegnarmi anche in questo. Bravissima, noi ti facciamo in bocca al lupo anche per questo. Ti
Ti salutiamo, ti facciamo un in bocca al lupo per domani e quindi saluta anche tu i nostri telespettatori. I will walk